Cari amici, bentornati sul canale. Cosa dire? Oggi volevo tirare un pochino le somme su come sta andando col mio acquisto del Mavic Air 2. Faccio sempre una fatica a ricordarmi questi nomi, tipo dovrebbero chiamarlo drone A, drone B, sarebbe molto più facile. Piccola premessa, sono un utente drone da almeno, secondo me, 4 anni, forse anche 5. Fate conto che tipo il mio primo drone è stato il Phantom 3, poi tipo ho preso il Pro, poi ho preso l'Air e finalmente sono arrivato, secondo me, ad una sorta di stallo, nel senso di aver trovato una soluzione che è il giusto rapporto qualità-prezzo per quello che devo fare io. Quindi vorrei fare un attimo una piccola, excursus su tutto ciò che trovo positivo e trovo negativo nel mio utilizzo. Non sarà una recensione tecnica, per questo potete navigare un attimino sul web, trovate qualsiasi dettaglio tecnico. Io vorrei un attimo riportare invece la mia esperienza d'uso come professionista che lo usa durante sia per utilizzo hobbistico che utilizzo anche professionale con patentino, chiaramente. Nella storia dei droni, o comunque per la mia esperienza, ho sempre trovato dei grossi limiti. Allora, il primo limite era la portabilità. Mi ricordo ancora il Phantom 3 che dovevi girare con questa scatolona gigante ed era veramente imbarazzante girare. Uno, perché occupava tanto spazio, era difficile da portare in giro e comunque era sempre un pochino una rottura, insomma occupa troppo spazio per l'utilizzo che dovevo fare io. Il Mavic Air 2 secondo me ha risolto benissimo il discorso di prestazioni e forma e design. Questo perché? Perché tipo comunque è sempre un oggetto che vola, per cui sull'esperienza che ad esempio ho fatto col Mavic Mini era troppo piccolo per le cose che dovevo fare io, nel senso che appena lo buttavi un pochino sopra c'era un po' di vento, comunque le condizioni atmosferiche non erano proprio il top, lì trovi veramente dei limiti tecnici dovuti al design del prodotto. Il Mavic Air 2, per tutti gli utilizzi che l'ho fatto e l'ho usato, vi posso assicurare praticamente in qualsiasi condizione tranne sotto la pioggia scrosciante, per capirci, quindi diciamo vento, sole, anche notturne e comunque anche tipo in condizioni in cui il vento effettivamente era un po' presente, tipo mi viene in mente, ho fatto qualche ripresa lungo la spiaggia o comunque in montagna, insomma in condizioni in cui effettivamente c'era un po' di vento che soffiava, non mi ha mai dato nessun problema. Quindi il progetto, il design stesso del progetto secondo me funziona molto bene ed è il giusto equilibrio tra portabilità e prestazioni, quindi su questa cosa qua sono veramente molto soddisfatto. Un altro grande limite che avevo trovato nei droni precedenti comunque erano le qualità, cioè ok, a meno che non ti prendi un Inspire e quindi stai comunque lavorando ad alti budget e stai comunque lavorando con una professionalità molto alta, i droni comunque sono sempre stati di una qualità effettivamente un po' bassa rispetto a quello che può produrre una telecamera o una fotocamera anche di fascia entry level. Infatti tipo quando dovevi comunque montare dei video fatti con una reflex o con una mirrorless e affiancarci appunto delle riprese fatte con un drone, comunque vedevi che effettivamente tipo qualcosina sgranava, dovevi stare un attimo attento con le color correction e tutto. Invece finalmente col Mavic Air 2 posso dire che tra le riprese che faccio con l'Asset 3 e con praticamente quelli che faccio col drone effettivamente non si nota così tanto la differenza, cioè ok, si nota se stai molto attento, però ad un uso normale secondo me lo spettatore medio non riconosce più la differenza tra le due riprese e questo è veramente tanta roba, perché comunque puoi trattare i video che fai al di là del device con cui li hai fatti, li tratti con la stessa modalità, quindi non devi fare di crop strani, devi utilizzare qualche plugin per aumentare la nitidezza, eccetera eccetera. Funziona proprio bene e questo secondo il mio flusso di lavoro, che comunque essendo da solo deve essere anche abbastanza svelto nella produzione del materiale, devo dire che è veramente tanta roba, per cui la qualità che tira fuori questo tipo di drone è veramente similare a quello che si può tirare fuori con una camera normale e questo per me funziona benissimo ed è sicuramente un altro grande vantaggio che prima non avevo. Poi l'altra cosa, autonomia. Autonomia funziona bene a circa 30 minuti, in verità io ho fatto anche qualcosa di più a volte, ma penso che cambi a seconda chiaramente delle condizioni atmosferiche e funziona bene. 30 minuti ho praticamente la versione con le 3 batterie, devo dire che fai una giornata quasi tranquillo, forse mi porto sempre il caricabatterie perché comunque per darci un giro tutte. Comunque 3 batterie, 30 minuti l'uno e comunque l'utilizzo diciamo non massivo, non faccio 8 ore di ripresa solo di drone perché comunque è sempre un mix di altre cose. Molto soddisfacente, quindi anche il discorso di autonomia lo trovo veramente buono. Per questo vi sto dicendo che secondo me è un drone, non dico definitivo perché comunque migliorerà sempre e sicuramente DJI ci ha insegnato che butta sull'asticella di volta in volta, però per quello che devo fare io e per il tipo di utilizzo devo dire che ne sono molto soddisfatto e non sento delle lacune così importanti. Quindi dal punto di vista batteria, elettronica, qualità e design devo dire che secondo me hanno fatto veramente un egregio lavoro nel rapporto chiaramente qualità-prezzo.
Andiamo invece un pochino più ai difetti, che magari tutti sono capaci di parlare bene. Vi vorrei tirare fuori magari qualche difettino che ho riscontrato durante l'utilizzo. Primo tra tutti il surriscaldamento del chip. In pratica, se tu lo usi sotto il sole, dopo un bel po', cioè tipo fai un utilizzo normale, quindi fai una volata, non so, fai 10 minuti di riprese, lo fai atterrare, in questo momento si attiveranno, vi faccio vedere, le ventoline che sono presenti in queste feritoie qua per il riscaldamento chiaramente del sensore. Però cosa succede? Se tu ad esempio lo spegni, lo rimetti nella custodia e appunto inizi a fare delle riprese con un altro device, e ad un certo punto, anche dopo un quarto d'ora, 20 minuti, lo ritiri fuori per fare altre riprese, succederà una cosa un po' strana. Tu accendi l'app, funziona tutto bene, eccetera eccetera, ma ti dà un errore nel senso di chip surriscaldato, per cui tu devi lasciare il drone praticamente partire, rifar partire le ventoline, queste fanno sì che comunque raffreddano la piastrina di dissipazione che ha sotto, e ad un certo punto finalmente potrai volare. Nulla di problematico secondo me se lo stai utilizzando a livello di hobbistica, quindi nessuno ti corre dietro, però sai, magari sei arrivato lì in location, c'è il cliente che aspetta, è lì che appunto tipo sta aspettando che inizi a produrre il materiale e tu sei lì che aspetti che si raffreddi. Ecco, secondo me questo è un limite dovuto alla progettazione e comunque alla dimensione stessa del dissipatore, perché comunque stiamo parlando di un drone veramente piccolino e di dissipazione ha solo questa piastrina qua sotto, e le ventoline penso che siano microscopiche. Sinceramente non so se sono sfortunato io col modello, ho cercato un po' sul web, non ho visto altri utenti che hanno avuto questo tipo di problema, però posso dirvi che io più di una volta, specialmente adesso, quindi d'estate, ho riscontrato questo problema qua, che appunto è un limite dovuto al design, è un limite dovuto comunque, non è un Inspire, quindi ha un utilizzo comunque medio, però a volte un pochino scoccia. Ecco, ho provato anche alcuni stratagemmi tipo togliere la batteria, rimetterlo nel suo case senza batteria in maniera che comunque abbia magari un po' più di volume per raffreddarlo, però comunque alla fine dai, in qualche maniera si fa. Quindi un po' di attenzione quando lo si utilizza e se lo si deve lasciare un attimino all'aria aperta, non riporlo subito nella sua custodia e magari staccare la batteria tra un uso e l'altro in maniera che raffreddi prima. Un altro difettino che ho trovato è praticamente, aspetta che lo vado a prendere, un altro difettino che ho trovato è questo. Allora, facciamo sempre un'ipotesi, nel senso che mentre utilizziamo questo drone noi chiaramente non lo stiamo usando solo nel giardino di casa, ma comunque ce lo portiamo dietro per fare le nostre riprese. Tutto bene, nel senso che se voi avete una custodia e diciamo è fatta abbastanza bene, la telecamera comunque non va a appoggiare sulla custodia. Quindi DJI comunque cosa ti fornisce? Ti fornisce questa protezione da agganciare praticamente all'inizio e alla fine, no? E in questa maniera qua va a proteggere la camera. Però cosa succede? Secondo me sono stati molto stretti con la forma di questo oggetto qua, ed effettivamente quando devi fare un attimo di pressione per fargli appunto leva tra questo elemento e fare un attimo di pressione per inserirlo correttamente, vedi che la telecamera non è che è proprio serenissima, no? Tipo inizia a fare un po' di pressione. Secondo me anche questa cosa qua, una volta incastrato, è molto stabile, un pochino malino, perché effettivamente io non mi fido a metterlo sempre. Vi posso assicurare che se devo fare comunque dei giri in cui non devo, per capirci, andare a fare delle camminate in cui so che tipo la borsa sarà sollecitata molto, ma comunque giro in macchina o cose del genere, sinceramente lo metto pochissime volte, perché ho paura che sia più un danno quando vado a sforzarlo piuttosto che la protezione che effettivamente mi può dare. Quando anche in questo caso qua non so se sono io che sono un po', come dire, troppo premuroso nel caso di sistemare queste cose qua, però effettivamente non mi torna tantissimo come tipo di protezione. Meglio tenerlo libero e magari metterci qualche protezione morbida, per dirti un po' di gomma più. Io ad esempio c'ho un case morbido, c'ho un po' di gomma piuma sotto e risolvo il problema, quindi lui è ammortizzato però non è bloccato. Un'altra cosa che secondo me, tipo anche in questo caso qua, rischia una rottura prematura della telecamera è l'utilizzo di questi filtri ND. Filtri ND che sono veramente tanta roba, però per utilizzare questi praticamente tu devi svitare con anche qua un po' di forza nella parte anteriore per staccare il vetrino standard e mettere sul filtrino. Anche questa cosa qua benissimo, cioè tipo è veramente un vantaggio montare un filtro ND, e vi posso assicurare che funziona molto molto bene, però quando fate forza, soprattutto le prime volte, è veramente duro, e secondo me anche in questo caso qua si può causare qualche rottura. Non lo trovo neanche un sistema intelligente per montare dei filtri ND.
giusto per capirci, se voi avete un'ottica normale, vi faccio vedere che faccio prima. Se normalmente, se voi avete una lente di una fotocamera e dovete montare un filtro ND, cosa succede? Questo si avvita molto semplicemente sulla lente e si risolve in 2 secondi, no? Tipo, quindi non vado a fare una pressione per togliere un vetro già esistente tutto. Mentre nel nostro caso del drone, in pratica, dobbiamo andare proprio a togliere il pezzo iniziale e secondo me è un casino. Cioè, io sinceramente non lo consiglio a nessuno, tanto che ho provato solo una volta, non ci sono riuscito. Abbiamo detto un po' di pregi, un po' di difetti, vorrei chiudere con un grande pregio. Ero molto spaventato, o comunque ero molto perplesso sui 48 megapixel, perché comunque è un sensore interpolato, cioè è 12 megapixel che comunque viene rielaborato tramite la loro tecnologia e diventa 48 digitali. Mi sembrava un grande bluff, invece vi posso assicurare che le foto fatte a 48 megapixel, tanta roba. Cioè tanta roba, nel senso che la qualità che tira fuori è sicuramente superiore al Mavic Pro, non la versione 2, ma comunque ci arriva molto vicino. Grandi complimenti per la qualità che riesce a tirare fuori questo sensore, sia a livello foto che a livello video, e soprattutto al tipo di file che è altamente maneggevole. Rispetto al Mavic Pro, che comunque aveva qualche limite, sapevo che dovevo stare un attimo attento con le ombre e con i neri, secondo me questo tipo di lente riesce a tirare fuori ancora di più l'immagine, e per il discorso che abbiamo fatto all'inizio si avvicina sempre di più ad un file che può tirare fuori una telecamera e una fotocamera di tipo medio professionale. Quindi grandi complimenti dal punto di vista tecnico e tecnologico su quello che c'è dietro questo piccolo grande drone. Bene, spero che questa breve recensione, neanche la recensione, dai, questa breve chiacchierata sui droni vi aiuti un attimo a chiarirvi le idee, se vi può interessare un tipo di prodotto del genere o se orientarvi verso altro. Io vi posso assicurare che in tutti i droni che ho provato adesso, per adesso posso ritenere questo il miglior compromesso per rapporto qualità-prezzo e utilizzo e soprattutto durabilità del prodotto. Secondo me qualche anno ti dura, a meno che non devi fare cose specifiche veramente molto verticali. Per tipi di contenuti devo dire che è un drone molto versatile, funziona molto bene, ha un rapporto di prezzo molto competitivo, e secondo me il supporto di app, firmware dell'aggiornamento del drone e gestione proprio dei software in generale, veramente tanta roba. Spero che questa chiacchierata ti sia utile. Se hai qualche dubbio, chiaramente scrivimi qualche commento qua sopra e ci vediamo al prossimo video.